l'accoglienza dei migranti nell'ex hub di Cona ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex prefetti e per 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia. Oggi 56 anni dalla tragedia immane del Vajont, molto l'iniziativa Longarone nel Bellunese dedicata alla memoria. Ieri sera 20:10 ospito il presidente dell'associazione dei superstiti. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont, stasera sulla nostra emittente, 3 documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Rifiuti tossici stoccati illegalmente in un'area di 1000 metri quadrati a Murano, blitto della Guardia di Finanza, ha denunciato il proprietario dell'area. È un collezionista ottantenne, l'uomo gravemente ferito facendo esplodere un ordigno della Grande Guerra. La parte alta dell'altopiano di Asiago resta una delle zone con la maggior concentrazione di pericolosi proiettili inesplosi. Giovani e meno giovani, unico obiettivo trovare un lavoro, le voci e i volti degli oltre 3.000 aspiranti netturbini che ieri hanno affollato il tagliercio di Mezze per il concorso indetto da Veritas. Il 16 ottobre la decisione finale del TAR sul prestito sospeso dell'uomo vitruviano di Leonardo dalle gallerie dell'Accademia di Venezia al Louvre di Parigi. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, l'accoglienza dei migranti a Cona in primo piano perché è stato chiesto il processo per 3 ex prefetti e per 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia, il rinvio a giudizio chiesto dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'ex hub. Sono accusati di falso e rivelazione del segreto e per questo nei loro confronti è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel mirino della Procura di Venezia 2 ex prefetti, sempre di Venezia, per la gestione del campo profughi di Cona. Il processo chiesto nei confronti di Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, insieme all'ex viceprefetto, sempre di Venezia, Vito Cusumano, ora prefetto a Bolzano. Chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altri 4 funzionari sempre dell'ufficio di governo a Venezia nell'ambito della stessa inchiesta e legata alla gestione del campo profughi di Cona. Secondo l'ipotesi accusatoria dei PM, Lucia D'Alessandro e Federica Baccaglini, gli ex prefetti con gli altri funzionari dello Stato avrebbero annunciato le visite ispettive al centro di Cona, alla cooperativa Edeco che la gestiva, in modo da evitare contestazioni. Per gli altri indagati, invece, la Procura procede per l'ipotesi di reato per frode nelle forniture e truffa. Di fatto avrebbero tollerato che i titolari della Edeco non rispettassero i termini del capitolato d'appalto. Sarebbero venuti meno i controlli sul numero di operatori per l'assistenza ai migranti, così come a quello dei medici per l'assistenza sanitaria prevista. La struttura di Cona, una volta scattata l'inchiesta, è stata progressivamente alleggerita quanto al numero di ospiti per poi essere definitivamente chiusa. 9 ottobre, oggi 56 anni dalla tragedia immane del Vajont, molte le iniziative a Longarone e nel Bellunese dedicate alla memoria e Antenna 3 dedica la prima serata di oggi dopo 20:10 all'evento impossibile da dimenticare, 3 documentari, 2 dei quali prodotti dalla nostra emittente per raccontare quanto accaduto 56 anni fa. Già ieri sera nel corso di 20:10 c'era come ospite il presidente dell'associazione di superstiti Vajont, il futuro della memoria, Renato Migotti. Non è facile, ha raccontato, resistere in un paese dove la diga ci ricorda ogni giorno ciò che è accaduto. Mi emoziona ogni volta che ne parlo e mi rattrista e mi mette anche, mi crea un disagio che dura anche giornate. L'Italia è un paese fragile sotto il profilo ambientale e idrogeologico e non si fa la giusta azione, la giusta attività di prevenzione e quindi purtroppo uno dei motivi della nostra presenza anche nelle scuole è appunto per sensibilizzare principalmente i ragazzi alla natura, ai rapporti con la natura, ai rapporti con l'ambiente.
passare sempre davanti a quel muraglione di diga, il quale incombe anche sulla città di notte, con una luce che illumina, è una luce sinistra, per cui voglio dire viviamo continuamente con la presenza del Vajont. Ecco, non è facile vivere, però bisogna avere la forza di superare, e la forza di superare viene proprio per la volontà che ci deve essere, almeno da parte dei superstiti, di perpetuarne la memoria, di raccontare ciò che è successo perché non possa succedere mai più. Adesso ci spostiamo a Venezia, a Murano per l'esattezza, dove è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti tossici di 1000 metri quadrati. Ci colleghiamo con Ilaria Marchiori per tutti i dettagli. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Murano, altra operazione della Guardia di Finanza grazie all'utilizzo dell'elicottero. Sono state infatti scoperte e sequestrate 2 aree per un totale di 1000 metri quadrati con 200 metri cubi di rifiuti abbandonati, tra cui Eternit e altri materiali pericolosi. Gli uomini del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle hanno denunciato il proprietario. Durante le attività di controllo del territorio, i finanzieri hanno notato in località Sacca Serenella un edificio in fase di ristrutturazione, quindi da poter utilizzare per la produzione e la lavorazione del vetro artistico con del materiale abbandonato. Una ricognizione con l'elicottero ha permesso di individuare la presenza poi di amianto e quindi ulteriori controlli hanno portato alla scoperta di un'ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi, nonché di rifiuti urbani ingombranti, il cui deposito era incontrollato, non autorizzato. Il responsabile dell'area dell'edificio da cui proveniva il cemento amianto è stato denunciato all'autorità giudiziaria e i controlli da parte delle Fiamme Gialle attraverso l'utilizzo dell'elicottero stanno continuando. Da Murano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria. È un collezionista ottantenne, l'uomo che si è seriamente ferito ieri pomeriggio facendo esplodere un ordigno della Grande Guerra. La parte alta dell'altopiano di Asiago resta una delle zone con la maggior concentrazione di proiettili e detonatori inesplosi ancora attivi dopo oltre un secolo. È capitato ancora, come capita dal 4 novembre di 101 anni fa. Un ordigno della Grande Guerra rimasto tra le pieghe della terra, esploso tra le mani di chi lo ha risvegliato per un motivo o per l'altro, nella sua capacità di distruggere ancora intatta. Ad imbattersi nell'oggetto sbagliato e nel momento sbagliato, dopo oltre un secolo, è stato un anziano collezionista, 80 anni, che lo ha inavvertitamente fatto detonare nel tardo pomeriggio di martedì, poco sopra il bivio che da Campomulo porta a Campomuletto, in territorio di Gaglio. Una zona di grande concentrazione di materiale bellico, a ridosso delle primissime linee e poi nelle immediate retrovie, davanti l'Ortigara, subito dietro il Montefiore, insomma, la guerra sull'altipiano come ci è stata raccontata da Monelli e da Lussu. In questo caso si è trattato di un ordigno cercato da un collezionista di quelli che cercano con passione cimeli della Prima Guerra Mondiale con il metal detector, il cui uso è regolato da un patentino e da una legge regionale e che, come prima cosa, insegna a non maneggiare qualsiasi ordigno che possa essere ancora attivo. E lassù ce ne sono ancora tanti. Ci sono le bombe a mano, che purtroppo molti svuotano dalla carica ancora presente per recuperarle, poi proiettili di artiglieria inesplosi di ogni calibro, a cominciare dai diffusissimi 75, e poi ci sono tantissimi, i più piccoli detonatori, che non devono illudere per le loro ridotte dimensioni, la loro carica è spesso la più sensibile. Insomma, martedì qualcosa è andato storto e il collezionista ha fatto esplodere l'ordigno, ferendosi in modo grave alla mano e al volto. Molte le esplosioni in queste valli dalla fine della guerra. Una volta erano i recuperanti, quelli di cui vi racconta Rigoni Stern, oppure i film di Olmi, ma quelli lo facevano per l'appunto per recuperare il metallo da rivendere in un altopiano impoverito e con tanta fame, quando in molti avevano perso tutto. Ora il termine è inappropriato, si tratta di cercatori di cimelli. Dell'antico recuperante non esiste la motivazione, c'è solo una certa passione, a volte molto informata, a volte talmente radicata da far commettere imprudenze, altre volte molta sfortuna. Ma gli ordigni
anche al volgere della boa del secolo, dimostrano ogni volta la loro capacità di far male in piena efficienza, capacità che solo gli artificieri dell'esercito riescono a limitare con migliaia di bonifiche ogni anno, un lavoro che non finisce mai. Ci sono degli aggiornamenti sulle ossa ritrovate quest'estate ad Albarella, non si tratta dei resti di Isabella Noventa. Non sono di Isabella Noventa le ossa ritrovate ad agosto sulla spiaggia di Albarella, lo ha stabilito il medico legale incaricato dalla procura di Rovigo di analizzare i frammenti ossei ritrovati da alcuni turisti. Dunque la parola fine sul mistero della scomparsa della segretaria di Albignasego ancora non è stata messa. Secondo l'esperto, solo la mandibola con 2 denti ritrovata il 20 agosto risulta essere un osso umano, gli altri frammenti invece sono di origine animale. Ad ogni modo la mandibola, analizzata anche da esperti forensi, risulta appartenere ad un uomo adulto il cui decesso risalirebbe ad un anno prima di quello di Isabella. Il prossimo passaggio sarà dunque l'estrazione del DNA da uno dei 2 denti per cercare di dare un'identità ai resti, ma di sicuro il nome non sarà quello della donna scomparsa dal 15 gennaio 2016 del cui assassinio sono accusati e si trovano in carcere i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e la tabaccaia Manuela Cacco. Il corpo di Isabella non si trova, per la famiglia un ulteriore dolore, anche se il fratello Paolo Noventa fin da subito aveva espresso perplessità sull'appartenenza della mandibola alla sorella. L'USL di Belluno ha diffuso poco fa la notizia relativa all'accertamento di un caso di dengue in città, ad essere colpito dal virus trasmesso dalla zanzara tigre un bellunese che risulta essere stato all'estero in zone endemiche. Esclusa ogni possibilità di contagio, rassicura l'USL 1. L'infezione sarebbe stata scoperta precocemente e tale circostanza ha contribuito a mettere immediatamente in atto le cure del caso. Il comune di Belluno ha firmato un'ordinanza per la disinfestazione che sarà eseguita a partire dalle 23:30 di domani da una ditta specializzata nella zona di via Giorgetti, sia con trattamenti larvicidi che adulticidi. Cambiamo argomento. A Venezia sono arrivati oltre 3.400 aspiranti spazzini per 400 posti disponibili. Per partecipare al concorso era sufficiente la terza media, ma più della metà è diplomato e sono molti anche i laureati, per lo più uomini. Tra gli esaminandi anche gli over 60. Allora sentiamo le voci, vediamo i volti degli esaminandi. Un test psicoattitudinale c'è un po' di tutto, dalla matematica alla logica, figure, e nel complesso non è molto semplice, bisogna ragionarci bene e stare molto attenti. Quelle sugli ettolitri, c'erano sì sugli ettolitri, quindi poi c'erano dei sinonimi, poi c'erano alcune di logica sull'alfabeto, sulle lettere. Ti sembravano difficili per questo posto da netturbino? Impegnative. Ma le domande del turno delle 8:30 sono le stesse di quelle delle 11? Ci sono 5 o 4 buste a seconda dei turni. Che sono 30 domande su 30 risposte, però poi non sappiamo. Come ti sembra sia andata? Bene. Bisogna vedere alla fine che tipo di QI poi ho. Che io magari mi vanto e dico sono un genio, invece magari non lo sono. Da dove vieni? Io sono di Salzano. Comunque adesso come adesso uno che è disoccupato qui in Veneto non può accedere a nessun sostegno al reddito, perché comunque io sono proprietaria della casa dove abito con i miei genitori e quindi tu sei già escluso da qualsiasi forma di sostegno al reddito solo perché hai una casa che poi è quella che abiti, ma però... Speriamo di essere tra quelli lì, insomma. Speriamo. Perché si vuole proprio lavorare a tutti i costi? Sì, anche perché magari sul lavoro prima che avevi eri stagionale e qui magari è una possibilità un domani di diventare un operaio fisso. In primis devo avere un posto di lavoro per potermi garantire comunque un futuro, e se posso fare carriera all'interno di questa azienda non mi dispiacerebbe.
E a proposito di lavori, arriva il rapporto sul mercato del lavoro nella Marca Trevigiana. Nei primi 6 mesi del 2019 le assunzioni, pur in aumento, hanno rallentato e 1 su 3 dei neoassunti è un cittadino straniero. Un lavoratore su 3 assunto in provincia di Treviso nei primi 6 mesi del 2019 è straniero. Il dato emerge dal rapporto sull'andamento del mercato del lavoro nella Marca elaborato dalla CISL. Dei 58.215 assunti, ben 17.035 non sono dunque italiani. Questo è quello che si evidenzia e che vogliamo valorizzare, visto le polemiche che stanno incrementando in questi giorni proprio sul tema dell'immigrazione. Degli immigrati le nostre imprese ne hanno assolutamente bisogno e lo vediamo anche sul lato delle conferme, per cui sono quei lavoratori che poi non cessano, rimangono all'interno dell'azienda. Un rapporto che fotografa una provincia sempre più a vocazione turistica sulla spinta dell'agroalimentare e in cui il saldo delle assunzioni rimane positivo, più 6.435 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma la crescita occupazionale frena. Inoltre chi assume cerca spesso e volentieri personale non qualificato, braccianti agricoli, operai non specializzati, facchini, addetti alle pulizie. Noi siamo ottimisti sul fatto che abbiamo recuperato tanti posti di lavoro, però siamo altrettanto preoccupati perché ci chiediamo che qualità hanno questi posti di lavoro, sapendo che abbiamo un problema di salari, abbiamo un problema di precarietà, abbiamo un problema anche di ore lavorate. Non sempre questi posti hanno un tempo pieno, spesso sono orari a part-time o poco più e soprattutto frastagliati in tante piccole aziende. Lascia dunque a desiderare la qualità del lavoro offerto, sempre più precario e spezzettato, mentre un dato positivo arriva dall'aumento significativo, ben 6.930 posizioni in più del 2018, dei contratti a tempo indeterminato. Per la prima volta da qualche anno abbiamo un'inversione di tendenza, c'è più stabilizzazione, è ancora poca cosa, però è importante che si dia un segnale in questo senso. Probabilmente ha influito in maniera positiva sia il decreto dignità, ma anche alcune azioni che erano state fatte negli anni precedenti, e questo ci porta ad avere una stabilizzazione dei contratti. E se i posti persi durante la crisi, oltre 21.000, sono già stati recuperati a metà di quest'anno, lo sguardo deve andare oltre. In una regione che ha retto grazie all'export, temi come Brexit, guerra dei dazi o crisi petrolifera impongono massima attenzione agli scenari internazionali. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta, colpo di scena nel contestato prestito dell'uomo vitruviano dalle gallerie dell'Accademia di Venezia al Louvre di Parigi. Il TAR del Veneto ha infatti sospeso il prestito dopo un ricorso di Italia Nostra. La decisione definitiva a metà mese. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si tocca, almeno per ora. Il TAR del Veneto ha deciso la sospensione del prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Il ricorso presentato da Italia Nostra ha ottenuto una prima vittoria, ma il braccio di ferro attorno a un'opera tra le più conosciute dell'intera storia dell'arte non è ancora finito. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre, il Tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in Camera di Consiglio al 16 ottobre. Disegnato attorno al 1490, l'uomo vitruviano arrivò a Venezia nel 1822, acquistato dal governo austriaco insieme ad altri 25 disegni di Leonardo dagli eredi del collezionista milanese Giuseppe Bossi. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia. Italia Nostra aveva presentato ricorso al TAR forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati ad una sua nuova esposizione prolungata alla luce. Dal MIBAC invece difendono la validità dell'accordo firmato a Parigi che ha portato al prestito. Lo scambio di opere è avvenuto secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei. Passaggi tecnici che non convincono però i veneziani che sabato hanno manifestato proprio davanti all'Accademia contro il viaggio francese dell'illustre concittadino. Questo round se lo sono aggiudicati loro. Vandali in azione a Sant'Andrea di Vittorio Veneto, nel mirino la chiesetta della Madonna della Neve.
Grave atto di vandalismo nella chiesetta della Madonna della Neve a Sant'Andrea di Vittorio Veneto. Ignoti, dopo aver scardinato la grata della finestra, hanno gettato all'interno una tanica di olio per motore e alcuni petardi che sono esplosi. Ad accorgersi che qualcosa non andava un passante che ha notato le finestrelle laterali rotte, le inferriate divelte e ha dato l'allarme. Sul posto è arrivato anche il parroco che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Vittorio Veneto. I ladri non sono riusciti ad entrare nella chiesetta nonostante abbiano messo fuori uso il sistema d'allarme regolarmente inserito. Ad un primo esame sembra che fortunatamente i petardi non abbiano provocato danni ingenti, ma nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo tecnico per evidenziare eventuali problemi. Qualche anno fa la chiesetta era stata restaurata e adesso, davanti a questo atto, il parroco sta pensando di installare una telecamera di videosorveglianza. A Padova tecnici del gas fingono l'esplosione della casa e rubano i gioielli a 2 anziani. Li hanno convinti che la loro casa stesse per saltare in aria a causa di una fuga di gas e così, spaventati, sono state prede ideali di 2 truffatori senza scrupoli. È accaduto a Rubano martedì mattina, vittima 2 pensionati residenti in via Mantova. Hanno aperto la porta 2 finti tecnici del gas ben vestiti dai modi gentili. Mostrando il tesserino hanno comunicato il rischio di una fuga di gas. Mentre uno dei 2 si faceva accompagnare in giardino dall'anziano per far finta di controllare la caldaia, l'altro complice convinceva la moglie a radunare oggetti di valore e a portarli in macchina. Per agitarla ancora di più e mandarla in confusione deve aver anche spruzzato una bomboletta spray. La donna, dopo aver tirato fuori i gioielli, ha avvertito anche la figlia che, intuendo l'inganno, si è precipitata a casa dei genitori. Troppo tardi 2 finti tecnici erano già fuggiti con il bottino del valore di qualche migliaia di euro. I 2 anziani, avviliti e sotto shock, hanno raccontato tutto ai carabinieri. La donna è stata ricoverata in ospedale per lo spavento. In tutto il comune di Rubano il sindaco ha affisso dei cartelli per invitare i cittadini alla prudenza. Cambiamo argomento, un torneo regionale per ricordare Manuel Bertoldo, il bimbo morto a 7 anni a causa di un male incurabile. Il ricavato della pesca di beneficenza è stato devoluto all'AIL di Padova. Un torneo durato quasi un mese, un memorial regionale intitolato a Manuel Bertoldo, il bimbo di 7 anni di Biancade morto 10 anni fa a causa di un male incurabile. Durante queste settimane si sono affrontate diverse squadre, tanti piccoli calciatori, sia delle categorie esordienti che pulcini. Un modo per ricordare un bimbo che amava il calcio e che aveva iniziato a giocare a pallone. Così il San Cipriano ha deciso di ricordarlo nella maniera più semplice, come se anche lui fosse lì tra i tanti bambini. A vincere è stato il Mestre, ma in realtà hanno vinto tutti. Ha vinto la solidarietà ed il sorriso dei piccoli calciatori. 220 ragazzi che hanno partecipato, 8 squadre per ciascuna categoria. Durante la manifestazione è stata promossa una pesca di beneficenza grazie a molte aziende sensibili a queste problematiche che hanno contribuito sia economicamente che donando anche i premi. Tutto il ricavato della pesca è stato devoluto alla AIL di Padova la sera della finale il 6 ottobre. Presenti anche i genitori di Manuel. Un piccolo gesto a questa grande famiglia che ha sofferto la mancanza di un bambino, insomma. Ha voluto essere presente anche Luca Moro, rappresentante della CGC, ed alcuni membri dell'amministrazione comunale di Roncade. A premiare i calciatori, la testimonial dell'evento, la giovanissima 18enne Denise Pitea, Miss Grand Prix Auto 2018. Un torneo che si ripeterà sicuramente, dicono gli organizzatori, perché il ricordo di Manu rimanga sempre vivo. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, potete segnalarci problemi e disservizi che non riuscite a risolvere, le vostre segnalazioni potete farle via SMS o WhatsApp al 351 17 55340, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciando un messaggio alla segreteria telefonica, lo numero è lo 0422 0230 898. Subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13 con la CGIL, con la Federconsumatori, in studio Giovanna Capuzzo, presidente della Federconsumatori Veneto, e Claudia De Marco, presidente della Federconsumatori Treviso. Si parlerà di ottobre, mese dell'educazione finanziaria. Poi questa sera torna 20:10 in studio Gino Balbinotto del SAP di Treviso per parlare dei tragici fatti di Trieste. Poi ve lo ricordiamo ancora, la prima serata di Antenna 3
è dedicata alla tragedia del Vajont 56 anni fa, dalle 21:15, 3 documentari, 2 dei quali prodotti dalla nostra emittente per raccontare quanto accaduto quella tragica notte. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Benvenuti al Meteo. Nella giornata di mercoledì 9 ottobre farà il suo ingresso una nuova perturbazione e il tempo dunque tornerà a peggiorare. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto fin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, qualche spazio soleggiato solamente sui settori centro-meridionali. Col passare delle ore nubi in generale aumento e piogge via via più diffuse un po' dappertutto entro la serata. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo risulterà via via più nuvoloso dal pomeriggio, con prime precipitazioni inizialmente sui rilievi, poi anche un po' dappertutto entro sera-notte. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi al mattino, poi via via più diffuse su tutta la regione, con piogge via via più frequenti. Temperature minime sugli 11 gradi, valori massimi invece sui 16 gradi circa. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.